stiamo accorgendo che i tempi stanno cambiando, che oggi la Cina, l'America, l'India si raggiunge in tempi vicinissimi e che quindi abbiamo bisogno di cambiare il nostro modo di essere. Sì, ma il problema non è il fatto che non vogliamo cambiare, il fatto è le regole per cambiare, che cosa otteniamo? Ce lo dobbiamo dare noi. Sì, ma appunto, allora, quelli che sostengono i leghisti, non perché io sono leghista, però loro hanno dei dubbi che secondo me possono essere condivisi. Sapete chi ha deciso questa roba qua? Quale? Certo. Berlusconi quando c'era la Lega, questa roba qua, nel 2009. Ma cosa stiamo dicendo? Cioè guardate, qui c'è un problema molto più grosso. In memoria breve. Quello che si... Ma noi in questo modo qua... Allora, dopodiché non so in che modo, però... È stata la spending review entro ma due questa legge. Allora qualcuno dovrebbe dirci... No, nel 2009, con una norma che è stata volte, il governo aveva l'impegno di fare i decreti attuativi entro 36 mesi. Adesso sono 36 mesi e li hanno fatti. Ma li ha fatti chi? In questo governo? No, sì, ma se c'era Berlusconi doveva fare anche lui. Però bisogna vedere cosa faceva lui adesso, non possiamo sapere come lo faceva. L'IMU che l'hai istituita? Non com'è in questa forma, l'ha istituita il governo Berlusconi, che adesso sta dicendo che lo vuol togliere. Allora, sì, ma non spostiamo il problema. Quello che voglio dirti è questo, che dobbiamo avere la capacità da adesso in avanti di fare le scelte in base a cose giuste piuttosto che al consenso. Sì, d'accordo. Perché tu, quello che sta facendo alcune parti politiche in questo gioco è questo, stanno cercando un consenso. Perché la Lega si espone così in questo periodo? Perché la Lega è alla provincia di Venezia, eletta diciamo dal popolo. Loro dicono adesso voi ci sostituite alla città metropolitana che è guidato, guarda caso, da un sindaco del centro-sinistra che non è stato eletto, ma è stato temporaneamente. Poi il fatto che si spera che dovrebbe essere eletto democraticamente a suffragio universale anche questo consiglio della città metropolitana e anche il sindaco. Però Orsoni non la pensa così. Orsoni ha detto no, deve essere un organo praticamente che fa solo funzioni. Quindi io non sento certe affermazioni, dico io capisco, tra me e lui su alcune questioni, o lui e un altro, non siamo d'accordo, o potremmo avere un'opinione diversa. Perché bisogna caricare quel singolo aspetto e non la globalità? Noi siamo molto critici, abbiamo detto che Orsoni è partito col piede sbagliato. L'abbiamo dichiarato in tutte le sedi. L'uscita sul sindaco di Gruaro è stata pessima dicendo che... Quella non la voglio neanche ricordare. Però la detta... Sì, ero lì. Infatti. Però non si può neanche soprassedere, cioè uno dovrà... Chi sta soprassedendo? Sto dicendo solamente, che il sindaco Orsoni, l'abbiamo detto in tutte le salse, e stiamo lavorando perché modifichi il proprio atteggiamento, che non è costruttivo, con tutte le fatiche che abbiamo, perché Orsoni è un sindaco che ha il suo peso, è responsabile dell'ANCI sulle città metropolitane ed è quello che ha lavorato più di tutti sulla legge, la spending review, per la parte riferita alle città metropolitane in qualità di referente per l'ANCI delle città metropolitane, quindi è un referente del governo per la costruzione di questa. A maggior ragione certe affermazioni non dovrebbe farle. Quindi è probabile, allora ho detto, è vero anche questo, ma devi anche capire che è un prodotto suo e quindi non è nostro ma suo, e quindi fa più fatica di noi a, come posso dire, accogliere lo spirito del critico che noi abbiamo. Il fatto sta che è andato a Napoli e l'unico è stato da solo sui sindaci delle 10 città metropolitane, l'unico che ha difeso la sua impostazione e lui è stato isolato. Perché vuol dire, nella dialettica politica ci sta la differenziazione, poi il risultato finale che si porta non è questo il problema. Cioè io